La voglia di uscirne c'è stata fin dalla prima ondata, insomma sapevamo poi in maniera abbastanza razionale che non si poteva risolvere in pochi mesi e certamente non pensavamo ai 2 anni. 2 anni fa il primo positivo al Covid nel territorio dell'US4 fu un anziano di San Donà di Piave, seguito poco dopo da un 57enne e dal medico di una casa di cura che lavorava anche in uno studio a Jesolo. Erano passati pochi giorni dai primi casi in regione, ma anche in Veneto orientale l'escalation fu tale che il 10 marzo l'ospedale di Jesolo era già convertito in Covid Hospital. In pochi giorni si è ristrutturato, si sono allestite le sale di rianimazione, la tecnologia. In pochi giorni il personale esperto ha addestrato il personale meno esperto, i nostri medici, i nostri infermieri sono arrivati lì pronti a partire. Secondo il direttore generale dell'US4 Mauro Filippi, il sistema sanitario ha dimostrato di saper reagire con rapidità e flessibilità ad una situazione d'emergenza. Il 27 dicembre 2021 partirono le prime vaccinazioni e dopo pochi mesi erano già coperte le fasce di popolazione più a rischio. Quando si è reso necessario partire con gli screening di massa, noi eravamo pronti, tutto il sistema era pronto. Noi poi nello specifico in questo territorio l'abbiamo fatto anche per i turisti che dovevano rientrare a casa durante il periodo estivo con l'esito del tampone in mano. Uno degli aspetti che hanno contribuito a fare la differenza nella risposta del territorio all'arrivo della pandemia è stato un impegno che a partire dai comuni ha coinvolto praticamente tutti. Il volontariato è stato fondamentale, ma sono state coinvolte le scuole, sono state coinvolte le forze dell'ordine e quindi tutta la comunità ha fatto squadra in questo biennio e questo credo sia uno degli elementi di forza della nostra regione.